Buona domenica, buona 14ª domenica del tempo ordinario. Amiche e amici, riprendiamo la lettura continuativa del Vangelo di Luca. Siamo al capitolo 10 e in quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Gesù provoca la missione. Gesù vuole che i suoi discepoli diventino discepoli missionari. Già questo è molto provocatorio, perché ognuno di noi, nella migliore delle ipotesi, volentieri si partecipa a qualcosa che la comunità cristiana propone, no? Ma non immaginiamo, che il Signore ci chieda di essere attori in questa sua missione di portare l'amore del Padre nel mondo, no? Questa missione che ha un nome preciso, il Regno di Dio. Ecco, Gesù ci provoca. Tutto il testo che abbiamo davanti agli occhi e dentro ai nostri orecchi e speriamo nel cuore, questo testo in questa domenica è molto, molto, molto provocatorio. Come si immagina Gesù, il discepolo missionario? Innanzitutto, il primo verbo che lui, il Maestro, ci affida non è fate, ma pregate. Pregate il Signore della messe, perché mandi chi lavori nella sua messe. Il discepolo che diventa missionario in qualsiasi epoca, in qualsiasi secolo, non è un uomo e non è una donna chiamato o chiamata a esibire se stesso, le proprie qualità, i propri successi. Anche questo è molto provocatorio per noi, perché sempre siamo tentati di esibire noi stessi, di affermare noi stessi, di voler gratificare noi stessi, le nostre idee, i nostri progetti, questo bisogno di vedere un successo personale. Gesù ci dice, ma semplicemente pregate, è lo Spirito che agisce, è lo Spirito del Padre che conduce la missione. Seconda caratteristica, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Gesù è l'agnello di Dio, il pastore diventato agnello, ma anche il discepolo di Cristo deve configurarsi con questa simbolica, la simbolica dell'agnello. Siamo disarmati e disarmanti. Anche qui ancora una volta sentiamo gli echi delle prime parole di Papa Leone. Una pace disarmante, disarmata e disarmante, no? In un tempo in cui gli umani diventano disumani e mostrano la propria disumanità attraverso questa corsa diabolica e devastante agli armamenti, e sembra che l'unica logica che abiti l'umanità attuale sia quella della guerra e della produzione di armi, e quindi questo intento di collocarsi in forme di ostilità e di inimicizia. Ecco, il discepolo è agnello in mezzo a lupi. Cosa significhi questo dal punto di vista politico? Sarebbe interessante approfondirlo, no? Non lo posso certamente liquidare io questo discorso in pochi secondi, dicendo cose scontate, superficiali e banali, però il tema cristiano della pace è oggi quanto mai un tema politico e necessita di tempi di discernimento e scelte coraggiose. Non portate borsa, né sacca, né sandali. Il discepolo missionario non possiede nulla, perché tutto ciò che lui possiede, la sua unica ricchezza, è la fede. Pietro, davanti allo storpio, alle porte del Tempio di Gerusalemme, negli Atti degli Apostoli, no, gli dirà: io non ho né oro né argento, però io ho qualcuno, Cristo, ed è nel suo nome che io ti dico alzati e cammina. Non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada, anche questa è una bella provocazione, per me io la sento come una provocazione molto forte per la mia vita.
Gesù di fatto si fermava sempre di fronte a chiunque, però Gesù si ferma allo scopo sempre di non perdere tempo, ma di mostrare la pienezza del tempo. Lui è la pienezza del tempo, lui è il regno di Dio. Allora Gesù ci invita i discepoli a non perdere tempo, a non vivere l'esperienza della chiacchiera fine a se stessa. Noi non siamo i discepoli, i ministri della chiacchiera, siamo i ministri e i servitori della parola. Luca lo dice all'inizio dei suoi scritti sempre. La prima parola che il discepolo missionario pronuncia è shalom, pace, come Papa Leone, pace a questa casa, come il risorto, pace a voi, shalom. E poi il discepolo missionario porta ovunque va questo atteggiamento di cura, di attenzione a chi è debole. Guarite i malati e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Bene, un'ultima provocazione. Pregate il Signore della messe perché mandi chi lavori nella sua messe. Quel verbo lì, mandare, è un verbo potente, perché Gesù dice Dio deve stanare, deve stanarci, ecco. Andare in missione significa stanarci, avere il coraggio di non rimanere cristiani pigri, ma avere il coraggio, ecco, di uscire. Buona domenica.